Una notizia sensazionale ha appena sconvolto la serata napoletana, mettendo in allerta tutti i tifosi del nostro amato Napoli. Siamo tornati con un altro aggiornamento scottante, di quelli che nessuno vuole perdersi. Con informazioni fresche direttamente dal dietro le quinte azzurro. Come sempre, continuiamo con determinazione nella nostra missione di alzare il livello, portandovi tutto ciò che è più recente, più affidabile e più decisivo per il futuro del club. Prima di approfondire questo argomento che sta già generando conversazioni in tutta la città, approfittatene per lasciare un like e iscrivervi al canale. Questo ci aiuta moltissimo a rafforzare il nostro lavoro. Perché oggi, nei corridoi interni del Napoli, si sta preparando qualcosa di davvero grande. E il nome che riappare con forza, proprio nel momento in cui Conte richiede più potenza offensiva, è proprio lui, Federico Chiesa. Una notizia bomba proveniente dalla stampa italiana indica che Aurelio De Laurentiis sta considerando una mossa audace per rafforzare l'attacco, e questa mossa comporta un sacrificio all'interno dell'attuale rosa. Chiesa, che ha lasciato la Juventus per cercare di ricostruire la sua carriera al Liverpool, non è riuscito a trovare lo spazio che sperava in Premier League. Nonostante la convinzione iniziale che il suo trasferimento ai Reds fosse la mossa giusta, la realtà ha dimostrato il contrario. Slot, nonostante una serie di infortuni nella rosa, non lo vede come titolare assoluto. E questo ha riacceso nell'attaccante il desiderio di tornare in Serie A. È qui che entra in gioco il Napoli, che osserva attentamente la situazione. De Laurentiis sa che Conte ha bisogno di più opzioni in attacco, soprattutto considerando l'impatto quasi nullo che Noah Lang ha avuto finora. E, in questo contesto, la possibilità di scambiare l'olandese con Chiesa ha iniziato a circolare con forza tra fonti interne. Il portale calciomercato.com ha rivelato che, nonostante Chiesa creda ancora di aver fatto la scelta giusta andando al Liverpool, la frustrazione per non riuscire a giocare regolarmente sta pesando molto. E gennaio gli offre forse l'ultima possibilità di tornare protagonista nel calcio italiano. La disputa per Chiesa, tuttavia, non sarà semplice. L'Inter di Milano, guidata da Chivu, è alla ricerca di un attaccante in grado di rompere le linee nell'1 contro 1. E Chiesa è sempre stato un nome ammirato da Marotta. La Roma, d'altra parte, sta valutando opportunità a basso costo per rafforzare l'attacco di Gasperini, che prima di tutto vuole un centravanti titolare. Il Milan di Allegri, invece, cerca profondità nel reparto offensivo. E Chiesa potrebbe alternarsi con Leao e Pulisic mentre Gimenez e Nkunku continuano a lottare per trovare il ritmo giusto. Tuttavia, tra tutti questi club, il Napoli presenta uno scenario molto particolare. Conte richiede rinforzi immediati e De Laurentiis sa che deve agire se vuole mantenere l'allenatore concentrato sul progetto. Ciò significa che portare Chiesa non sarebbe solo una mossa di mercato, ma una dimostrazione di forza. Una risposta diretta alle esigenze dell'allenatore e un messaggio chiaro ai rivali. Il Napoli è disposto a reinventarsi. Ora voglio sapere da te, tifoso del Napoli, Chiesa sarebbe il sostituto ideale di Noah Lang? Vale la pena il sacrificio che il club sarebbe disposto a fare? Lascia la tua opinione qui nei commenti e, se puoi, mandaci un super grazie per rafforzare ancora di più il nostro lavoro.